Ben ritrovati, 14ª puntata di A Tutto Campo, fine settimana all'Agrodolce per le squadre grigentine, le maggiori di calcio e di basket non sono riuscite a centrare la vittoria, qualche successo invece è arrivato da pallamano e pallavolo, ne parleremo in questa puntata, così come anche di calcio a 5, con la sconfitta della Akragas Futsal. Vi presento subito i miei ospiti. Alla mia sinistra la guardia della Fortitudo Moncada Agrigento, Simone Pepe. Benvenuto Simone. Grazie, buonasera a tutti. Poi un trio di donne che ci arrivano direttamente dalla pallamano Girgenti, settore femminile. Ve le presento: la più piccola di età, come ci è stata presentata, Lorena Contino. Ciao Lorena. Ciao. Poi abbiamo Loredana Contino. Ciao. Ciao Loredana. E la capitano dell'Under 19 femminile, fa senso così giovanissima già essere capitano, Alessia Trupia. Benvenuta Alessia. Poi Salvatore Bottone. Caro dottore, ci sarà da misurare il polso a questa Akragas, anche se sappiamo già che non ci sono notizie nuove rispetto a quelle che già sapevamo. Ci concentreremo di più sul calcio giocato, ci concentreremo di più sullo sport con i nostri ospiti e con i servizi che vi abbiamo presentato, iniziando subito con il calcio. Salvatore, l'Akragas ha giocato a Fondi, una gara che è stata persa malamente per 3-0, ma non è stata una gara da buttare, perché l'Akragas ha giocato con tutte le sue forze, con quel che ha potuto. Addirittura sullo 0-0 abbiamo avuto qualche occasione, chissà se avessimo segnato, magari la gara avrebbe preso un'altra piega, probabilmente il Fondi, che ha giocatori di spessore, avrebbe avuto occasione magari di rimettere in sesto la gara, però nel calcio contano pochi poi sei, ma conta il risultato che, come dicevi tu, è pesante, perché alla fine diciamo ci stava la vittoria del Fondi, però l'Akragas non ha demeritato, non è stata una debacle dal punto di vista tecnico. Hanno giocato, hanno fatto il possibile, dico, hanno rischiato più volte, sia sullo 0-0 come dicevo, anche sull'1-0 c'è stato quel cross di Scrugli che ha preso la traversa, diciamo. Dico, tutto sommato si poteva anche uscirne un risultato diverso, certo, e qui facciamo silenzio su quelle che sono le altre situazioni che ben sappiamo, siamo in attesa di conoscere qualche... Per la cronaca sono andate in rete nel secondo tempo al 55esimo Corvia, al 73esimo ancora l'ex romanista, all'83esimo Corticchia. Ne parliamo con il nostro primo ospite telefonico, il telecronista che ci ha fatto ascoltare attraverso la sua voce, ci ha commentato la gara. Vito Coppola, ben trovato Vito. Ciao Gerlando, un saluto a tutti. Allora Vito, la gara è terminata per 3-0 e l'Akragas, come abbiamo detto noi, ha cercato di fare quel che ha potuto sullo 0-0, ha avuto anche qualche occasione, soprattutto a fine primo tempo, prima una doppia occasione con Sepe di testa e poi Ghiusi sulla ribattuta, stoppata bene, rimballata da Vastola, e poi nella ripresa ancora con l'albanese Ghiusi. Esaminiamo questa partita e poi con te vorremmo sapere come hai visto l'Akragas, quali sono state le note positive e quelle negative. Magari parti dalle negative, così ci resta il dolce. Allora cominciamo con la disamina della partita. È stata una partita che l'Akragas ha giocato bene nei primissimi minuti, tra l'altro bellissima la scena davanti alla panchina di Napoli prima del calcio d'inizio, l'abbraccio tra i giocatori, l'unione in questo momento difficile di cui si parlava in studio poc'anzi. È stata sicuramente un inizio di partita positiva per quanto riguarda i biancazzurri, che hanno messo in difficoltà, a detta anche di mister Mattei, l'allenatore del Resin Fondi, con dei tagli, e probabilmente lui si riferiva ai tagli sulla destra di Sailta. Non riuscivano a seguire la diagonale, e infatti i primi 10 minuti l'Akragas ha molto insistito sulla fascia destra e ha messo in difficoltà il Resin Fondi. Stesso discorso è riuscito a farlo l'Akragas sui lanci lunghi provati dal Resin Fondi durante la prima mezz'ora, diciamo anche un po' di più del primo tempo.
riuscendo a salire molto bene con la propria linea difensiva, mettendo in fuorigioco i giocatori rossoblu. Quindi diciamo che dal punto di vista tattico, anche della scacchiera, no, dei due allenatori, ognuno degli allenatori è riuscito a mettere argine alla potenza, diciamo, oppure diciamo alle scelte magari sorprendenti degli attacchi avversari. Non è stata una partita molto tattica perché è stata divertente, ci sono state tante palle gol sia nel primo che nel secondo tempo, però le due squadre si sono ben comportate nell'arginare l'attacco avversario. L'Akragas poteva sbloccarla la partita a fine primo tempo con un colpo di testa di Sepe, la parata di Elezai come dicevi tu, poi la ribattuta a colpo sicuro di Giussi che ha trovato Vasto in scivolata. Ma io credo che la palla gol più evidente di biancoazzurri sia arrivata a inizio ripresa, poco prima del gol di Corvia che poi ha sbloccato il risultato. Lì è stato bravo sì Elezai nell'uscita. Ricordiamo, Vito, il taglio di Scrugli per Adorghiusci dentro l'area di rigore, a tu per tu con Elezai, e non ha avuto la capacità l'albanese di ipnotizzare il suo connazionale. Tra l'altro, l'ho detto anche in telecronaca, i due esterni, Sepe da una parte e Scrugli dall'altra, secondo me sono stati i migliori in campo per quanto riguarda l'Akragas ieri, perché hanno corso tantissimo e hanno messo in difficoltà tenendo il più basso possibile i due terzini avversari, quindi scongiurando gli attacchi sulle fasce invece dei reti in fondi. Prima, Vito, scusami se ti interrompo ancora una volta, prima di conoscere quelle che secondo te sono le note negative e le note positive dell'Akragas, ho fatto caso quando c'è stato il fallaccio di Quaimi su un giocatore dell'Akragas che è valso semplicemente un giallo, un'ammonizione. Mi ricordo le tue parole durante la telecronaca quando hai detto che per molto meno era stato espulso in occasione un giocatore del Fondi in occasione di un'altra gara. Sì, quella del San Vito Marulla di Cosenza. Diciamo che lì è, secondo me, poteva essere decisiva quell'espulsione, eravamo sull'1-0. Sì, no, diciamo che lì era stata esagerata l'espulsione a San Vito Marulla. Ieri l'intervento è stato in ritardo dello stesso Quaini, perciò ho ricordato e quindi l'ho segnalato, infatti l'ho definito come un classico cartellino arancione. Se avesse cacciato il rosso l'arbitro non sarebbe stata una cosa assurda in qualche modo. Il giallo forse era poco per quell'intervento che era in ritardo. Non era cattivo perché Quaini non è un giocatore cattivo, ma è giovane, a 19 anni, scuola Genoa, dalle bellissime aspettative, solo che quando comincia a stancarsi arriva in ritardo, e infatti se ci avete fatto caso poco dopo Mattei lo ha sostituito proprio perché ha visto che era in leggero affanno e quindi rischiava il secondo giallo perché arrivava in ritardo. Sì, sono d'accordo con te nel definire un fallo che poteva cambiare la partita. Diciamo che il giallo non è uno scandalo, non lo sarebbe stato neanche un rosso, era una via di mezzo. L'arbitro, che ha secondo me arbitrato bene nel complesso perché ha tenuto la partita in mano, non si è sentito di cacciare il rosso, e secondo me poi alla fine dei conti diciamo che è stata anche una decisione giusta da parte del direttore di gara. Una direzione abbastanza veloce all'inglese, se vogliamo, perché tantissime volte abbiamo visto giocatori che finivano a terra e l'arbitro che lasciava continuare. Sì, è vero, ed è stato anche equilibrato. Diciamo che poi a Fondi è difficile non esserlo, nel senso che a differenza di altre piazze, l'avete potuto anche vedere ieri, non è che arrivi il grande pubblico allo stadio, quindi c'è anche poca pressione dell'ambiente in qualche modo. Gli arbitri riescono ad essere equilibrati, magari sbagliando, ma per decisioni tecniche sbagliate, fondamentalmente tutti sbagliano, sbaglia anche l'arbitro, però diciamo che solitamente è difficile vedere a Fondi un arbitraggio casalingo, no? Che magari succede in altre piazze, di cui lo stesso Racing Fondi si è lamentato per la direzione di gara di Catanzaro. Io non sono neanche tanto d'accordo con questa lettura da parte dei rossoblù. Comunque era per dire che l'arbitraggio all'inglese, come lo hai definito tu, lo abbiamo visto da entrambi i lati, e secondo me è il giusto atteggiamento che debba avere un direttore di gara per quanto riguarda la Serie C, perché già ci troviamo spesso e volentieri su terreni di gioco che non lasciano giocare tantissimo. Poi avere il gioco spezzettato e ritmi molto bassi, insomma, non aiuta né lo spettacolo né per me, noi telecronisti, che poi dobbiamo far compagnia,
agli spettatori a casa. Approfitto di questo tuo assist per introdurre anche Totò Bottone in questa conversazione. Totò, abbiamo visto, è saltato agli occhi il fatto che a Fondi non c'erano più di un centinaio di spettatori, l'Akragas non gioca nel suo stadio. Ti chiedo, e poi giro la domanda anche a te Vito, ti chiedo che senso ha giocare un campionato di terza serie nazionale con un pubblico così di poco conto come quello di Fondi, o addirittura come l'Akragas che gioca a Siracusa alle gare interne, addirittura senza il proprio pubblico? Dico, questo poteva ieri aiutarci, nel senso che noi siamo abituati ormai, ahimè, da qualche settimana a giocare senza pubblico, ma anche questo poi quando ci sono differenze tecniche, anche le gare prendono sempre la piega e facilitano sempre la squadra più forte, diciamo. E come diceva il collega tuo, non c'è pressione sì del pubblico, però quando la squadra è più forte tecnicamente, magari poi la spunta con Corvia, che hanno giocatori spesso di valore. È un campionato strano perché la Lega ha delle regole. Infatti mi commuoveva a vedere l'immagine del cronista con lo sfondo dello stadio dei Fondi, che proprio primeggiavano quelle famose torri che mancano all'Esseneto e che poi praticamente ci stanno condannando a questa prevedibile retrocessione, se non diretta, ma noi rischiamo anche di fare play-out eventuali pure in campo neutro, perché ammesso che non scendiamo direttamente ci sarà anche questa beffa delle beffe, questa possibilità. Per cui dico, certo ci sono delle regole, si poteva essere più morbidi, favorire piazze come Fondi dove non c'è una grande, non è una grande città, ma anche perché il pubblico. Fondi, mi diceva Vito, non si allena nemmeno a Fondi, quindi va solo a giocare le partite. Perché purtroppo il professionismo comporta non solo questo, cioè avere delle strutture adeguate, e per la prima squadra e per le 4-5 squadre satelliti giovanili che circuitano attorno alla prima squadra. Purtroppo l'avventura in Serie C comporta questo. Uno deve sapere quello che è nella vita. Se trova la proprietà forte come c'è attualmente a Fondi, magari sopravvivono anche senza pubblico, senza sponsor, hanno lo stadio, la struttura, magari si barcamenano bene. Quando invece non c'è la forza societaria, si moltiplicano i problemi strutturali, economici, di qualsiasi natura, e questo aggravato dal fatto che noi poi giochiamo in trasferta, e tutto questo, il risultato poi è quello che è sotto gli occhi di tutti. È un peccato perché Agrigento potrebbe, a differenza di quanto si dice, fare benissimo la Serie C, lo fa Fondi senza nessuna offesa per la città, però dico lo potrebbe fare anche Agrigento, lo possono fare, non è una considerazione, dico. Lo Tito infatti ama le grandi piazze, cioè vorrei proprio per quel discorso del bacino d'utenza, per l'affluenza allo stadio, invece ci sono delle realtà piccole. Noi abbiamo visto l'anno scorso il Melfi, pure una piccola realtà che per 18 anni ha militato in Serie C. L'importante, dico, che al di là del bacino d'utenza, quello che conta è la forza della società. Quando non c'è una forza societaria economicamente attrezzata, poi tutti i problemi si amplificano e poi portano ai disastri tecnici, al di là della volontà o dello spessore e della cifra tecnica della squadra. Il problema è proprio questo. Quello che conta, più che avere buoni giocatori, lo dico sempre, conviene avere buoni dirigenti, con molti soldi possibilmente, ed appassionati, perché poi i giocatori è un riflesso della società sempre. Quando non si hanno buoni dirigenti è difficile che si abbiano ottimi giocatori. Vito! Beh, sottoscrivo completamente quello che ha detto il collega, ovviamente non è un'offesa verso la città di Fondi, ma è lampante, è sotto gli occhi di tutti che insomma uno stadio che faccia massimo 200-300 spettatori sia un po' fuori luogo nella Serie C, se pensiamo che ci sono altre piazze che non riescono a stare tra i professionisti, o come l'Akragas che è costretta ad andare fuori. E sono assolutamente d'accordo e sottoscrivo pienamente anche l'altro discorso del collega riguardo l'essere un po' più morbidi da parte della Lega, e mi spiego meglio. È chiaro che sia una contraddizione enorme quella di appurare la difficoltà economica di poter sopravvivere nella terza serie del campionato italiano
e sappiamo bene quanti fallimenti, quante retrocessioni, quante non iscrizioni ci siano ogni anno. Richiedere degli standard economici alti e automaticamente anche degli standard per quanto riguarda gli impianti sportivi, che quindi prevedono anche una spesa da parte della società oppure una partecipazione alla spesa insieme al comune di appartenenza, diventa tutto molto più difficile, quindi non solo per le fideiussioni da dare, le spese da sostenere, ma anche quelle delle strutture e quindi degli stadi, degli impianti di gioco, dell'illuminazione per quanto riguarda l'Esseneto. Insomma, diventa tutto molto difficile, molto più complesso, e quindi vedo che è impossibile mantenere 60 squadre nella terza serie, ahimè. Credo che andranno a ridursi sensibilmente e si finirà ad avere massimo, ma dico massimo, 40 squadre nella terza serie, perché veramente... Questo credo che sia l'orientamento, se non nel breve, presto comunque. Vito, concludiamo velocemente con quelli che tu ritieni possano essere le note positive o quello che tu hai visto che non ha funzionato ieri, e poi ti lasciamo. Ma guarda, io ti direi che quello che non funziona non c'è, nel senso che è semplicemente una squadra giovane. Ricordiamo ancora una volta la rosa più giovane dell'intera Serie C Gironi C. È chiaro che non abbia la maturità per poter affrontare alcune parti delle partite. Mi spiego meglio. Nel momento in cui l'Akragas è partita bene, poi dopo è stata fermata perché c'è stata la lettura di questi tagli, queste diagonali di Saita, insomma questi problemi che avevano dato a Racing Fondi sulla destra. Bene, dal momento che venite fermati però dovete insistere, magari provare a giocare dall'altra parte. Invece è chiaro che una rosa giovane, nonostante Di Napoli possa dirgli qualsiasi cosa ai propri giocatori, è chiaro che loro magari si vedono fermati e quindi non continuano, dopo il buon inizio, a continuare a fare quello che stavano facendo fino a quel momento. Quindi è una questione di approccio anche mentale, capire che quelle palle gol lì sotto porta non le puoi sbagliare quando giochi fuori casa, quando il Racing Fondi non è riuscito a passare in vantaggio nel primo tempo nonostante avesse avuto le occasioni, lì metti la rete dell'1-0 a inizio ripresa, poi voglio vedere se il Racing Fondi riesce a trovare le energie anche mentali di poter trovare prima il pareggio e poi casomai ribaltare addirittura il risultato. Questa è la nota, diciamo, negativa, ma che poi negativa non è, perché è una constatazione di fatto, anzi i ragazzi così giovani riescono secondo me ad essere assolutamente all'altezza della categoria. Note positive, vedo veramente alcuni di loro che sono giocatori di buon se non ottimo livello. Per esempio a me hanno impressionato Danese, il quale sicuramente lo saprete, ma ieri in conferenza stampa mister Di Napoli ha tranquillizzato tutti dicendo che gli era uscita la spalla, ma che immediatamente lo staff medico presente della Ligas era riuscito a rimetterla in sede, quindi non dovrebbero esserci complicazioni ulteriori, anche perché perdere Danese sarebbe una bella mazzata, dal momento che Mileto deve osservare la seconda giornata di squalifica al rientro in campionato per la prima del girone di ritorno. Poi ho visto un Longo che ha sicuramente grande tecnica, grande visione di gioco, sparisce ogni tanto dalla partita stessa, ma anche questo è legato probabilmente alla giovane età. Sì, ha 23 anni, ma ricordiamo che in Italia purtroppo a 23 anni si è ancora giovani, perché i giovani stessi, 19enni, 20enni, stranamente giocano, e quindi a 23 anni cominci a fare l'esperienza in molti casi. Moreo mi è piaciuto, ma anche lui a un certo punto si è eclissato, era partito benissimo. Direi che ci sono dei giocatori, Salvemini, neanche a dirlo, appena 21 anni, ma grande personalità nel prendere per mano l'intero reparto offensivo. Bono ha cercato di fare quello che ha potuto, e insomma una panchina non lunghissima non ha neanche facilitato Di Napoli, questo va detto. Nella gara di ieri è un Akragas che secondo me, se continua così, può salvarsi, o meglio può accedere ai play-out. Poi ricordiamoci che i play-out sono un campionato a parte, ricordiamoci anche come è andata a finire Italia-Svezia. La Svezia è riuscita a salvarsi, cioè a passare in questo caso, chiedo scusa, al mondiale con una autorete.
quindi dal momento che tu riesci a mantenere gli 8 punti di svantaggio dalla quart'ultima, quindi meno di 8 punti, ti vai a giocare tutto al play-out. La corsa sarà esattamente così come l'hai prospettata tu. Vito, ti ringrazio, grazie per la tua partecipazione, ti auguriamo buon lavoro e buona prosecuzione. Grazie a voi, buon proseguimento, buon lavoro, in bocca al lupo all'Agra, ragazzi. Grazie. Grazie, ciao. Allora, mettiamo da parte un po' il calcio, ne abbiamo parlato abbondantemente per 20 minuti e finalmente ci possiamo rivolgere ai nostri graditissimi ospiti. Partendo da Simone Pepe, guardia della Fortitudo Moncada Agrigento, il collega parlava di ragazzi a 23 anni che ancora non hanno maturato tante esperienze. Non sei vecchio, sei giovanissimo, hai 24 anni, prima stagione, sei abruzzese, sei di Pescara. Sì. Prima stagione lontano da casa, dopo le 8 con il tuo Pescara. Allora, innanzitutto presentati per i tifosi di Agrigento, tu sei uno dei nuovi arrivati, però credo con grandi credenzialità. Chi è Simone Pepe? Ma ormai penso che dopo quasi 4 mesi mi conoscono tutti abbastanza bene. Niente, sono un ragazzo che per la prima volta va in Serie A e sta cercando di dare il proprio contributo per gli obiettivi della squadra. Tutto qui. Tu sai che già dall'anno scorso la Fortitudo ti cercava. Io ebbi a parlare con il DS Christian Maier e mi diceva: è da 2 anni che lo inseguiamo. Ci disse: ma chi è Simone Pepe? Ma come, questo è il bomber della Serie B. E quindi sei arrivato con grandi credenziali. No, io ho sempre, negli ultimi 2 anni, per arrivare in Serie A, perché non era bastato, ho dovuto alzare moltissimo l'asticella delle mie prestazioni, quindi diventare per 2 anni consecutivi capocannoniere di tutta quanta la Serie B mi ha aiutato a trovare spazio in Serie A. Poi non è sempre semplice arrivare in Serie A perché è un campionato del tutto professionistico, quindi piano piano col tempo ci sono riuscito. Poi non sono così tanto vecchio, anche 24 anni. Voglio dire, 24 anni non sei assolutamente vecchio. Io prima di venire in trasmissione ovviamente ho dato una sbirciata alle statistiche perché ero curioso di conoscere anche i numeri che ti riguardavano e soprattutto nelle ultime 3 stagioni. Ovviamente ho visto le medie punti che ti riguardano e sei partito dalla stagione 14-15 con 16,73, poi hai alzato un po' l'asticella, sei andato a 20,71, 21,24, quindi è chiaro che c'è stata una grande voglia di ribalta da parte tua. No, sì, io penso che ogni ragazzo abbia il sogno di arrivare il più lontano possibile, poi quando ogni anno qualcuno ti chiude la porta, se ti abbatti non vai da nessuna parte, quindi devi cercare in ogni caso di reagire per arrivare il più lontano possibile. Io ce l'ho fatta grazie al presidente, alla società che mi ha voluto qui, è stata la prima scelta che ho avuto. Ho avuto anche altre possibilità di andare da altre parti, ma non ho avuto dubbi appena mi ha chiamato Agrigento. Come è arrivata questa scelta? Chi ti ha chiamato o soprattutto conoscevi già Agrigento? No, sì, io ho giocato già qui con Pescara quando loro militavano in Serie B. Niente, quest'estate mi ha chiamato Franco Ciani e non ci ha messo tanto a convincermi, diciamo. Io all'inizio avevo tra virgolette un po' di paura perché la prima volta fuori casa non è vicinissimo a Pescara, però poi la mia compagna mi ha seguito, poi una serie di avvenimenti positivi mi hanno portato qui tranquillamente. La tua Alice, che ricordiamo in dolce attesa, e che ringraziamo per avercelo concesso, perché ormai dovesse nascere il bambino o la bambina, cos'è? Un bambino. Simone. Quindi un futuro Pepe cestista. No, cambiamo. Io sono amante del calcio, cambiamo questo. Quindi non ti sei annoiato nei primi 20 minuti? No. Beh, il tuo Pescara andando al calcio con Zeman si diverte. Sì. Anche troppo, però gli altri si divertono. Ecco, evidentemente sì. Allora, Simone, sei una guardia, avete giocato già diverse gare di campionato. Cronologicamente l'ultima non è stata felicissima. La Fortitudo ha giocato a Trapani domenica, affrontando nel derby la formazione granata. Il risultato finale di 87-77 con i seguenti parziali: 21-16, 20-23, 23-16, 23-22. Guardando i numeri si legge che solo nel secondo quarto avete avuto una reazione, avete giocato in maniera superiore rispetto agli avversari, anche se a fine gara dalle dichiarazioni di Ciani c'è più che altro un rendere onore alla formazione di casa.
Allora, per questa noi perdere un derby è sempre difficile, per noi è una sconfitta pesante perché poteva cambiarci tutta la stagione, però abbiamo sofferto moltissimo il loro impatto fisico, perché adesso non si ricorda molto spesso, ma noi sono 8 partite su 11 e giochiamo senza il nostro 5 titolare, e quindi finché le nostre percentuali sono alte riusciamo a giocarcela con tutto. Nel momento in cui le squadre avversarie come Trapani è molto fisica iniziamo a soffrirla un po'. E loro hanno messo tutta la loro fisicità nella partita e alla fine hanno scampato loro. Non penso che ci sia stata, anche a differenza di 10 punti, anche se poca, e non penso ci sia questa differenza tra noi, anche se abbiamo giocato fuori casa contro di fronte a un perché grande bene o male pubblico. i parziali sono stati quasi tutti equilibrati, al Sì, massimo c'è un 23-16 nel terzo quarto, però siete rimasti sempre lì. Sì, la vittoria loro è meritata, quello è sicuro, perché poi chi vince ha sempre ragione in tutti gli sport, quindi, però davanti a un pubblico, poi ci hanno seguito in molti, erano più di 300, perdere un derby è sempre difficile, però fa parte del gioco purtroppo e per fortuna, quindi pensiamo alla prossima e andiamo avanti. Tatticamente cosa è accaduto in questa gara? Secondo te dove avete perso questa partita? Sul ritmo, in difesa, cosa è mancato? Se ti volessi sostituire a Franco, che ovviamente non ha bisogno non di può essere... sostituirmi, no, è una cosa che è sicura, che se prendi 90 punti fuori casa difficilmente vinci, quello bisogna migliorare molto in difesa, soprattutto in queste partite decisive, perché ti giocavi il terzo posto, non ti stai giocando delle posizioni bassa classifica, quindi devi essere più solido in difesa, e una partita giocata sui 75-80 punti forse la portavi a casa, a 90 fuori casa davanti a 3.000 e passa persone è molto difficile. Passiamo un attimo alla pallamano, forza donne! Non dico è passato la routine, se no mi cacciano fuori pure da Televita Agrigento. Piuttosto ringraziamo sempre i nostri tecnici, Gerry Butera, Marco Michalizio e Piero Licausi in regia. Ogni volta sono sempre molto pazienti con noi, di questo li ringraziamo, così come salutiamo Carmelo Lentini che non è potuto essere con noi stasera. Allora, cominciamo dalla più piccolina, cominciamo dalla più grande. Loredana, Sì. allora, dall'anno scorso avete cominciato a lavorare anche con le ragazze, Sì. avete preparato prima un under 17 e 18 e quest'anno un under 19. Ci racconti un po' come nasce questo settore giovanile della pallamano Girgenti? È nata un po' per scherzo. Lilo Gelo mi ha proposto l'anno scorso di fare questa esperienza e siamo partiti con 3 ragazze, più il supporto di Lilo e Filippo Napoli, il presidente, che c'è stato un po' di dietro. Poi loro hanno trovato un po' di ragazzi, ma ragazzi, perché a 17 anni iniziare a fare sport, che non hanno mai fatto sport nella loro vita, è stato un po' È dura. complicato, è dura, certo. Intanto siamo riusciti a fare un bel campionato l'anno scorso, anche se non abbiamo vinto, però noi ci siamo divertiti, abbiamo messo il nostro. E quest'anno è la novità che abbiamo pre-under 15, siamo riusciti a allargarci, già siamo 20 ragazze. E abbiamo 2 campionati, under 19, che sono 4 squadre, e under 15, che sono 8 squadre. Ricordiamo il Speriamo movimento che- della pallamano che sta crescendo tantissimo, Sì. anche perché lavorate molto con le scuole. Con i piccoli Più tardi pure, vedremo sì. anche una manifestazione che c'è stata proprio nei giorni scorsi Scuola in alla campo, Palaforum, sì. la scuola in campo. Ascolteremo anche un'intervista di Lillo Gelo. Quanto sono importanti questi tornei o comunque la partecipazione e fare attività nelle scuole? Molto. Almeno in 4 scuole e siamo sicuri che si fa pallamano. Sì, molto importante, perché questo sport è poco conosciuto, specialmente per le femmine non è tanto, e siamo riusciti con queste manifestazioni di tirare un po' di ragazze che speriamo che vanno avanti. Alessia Trupia, il capitano dell'Under 19. È chiaro, Alessia, che se tu non parli bene di tutte le tue compagne, domani a Poi, scuola avrai sì. seri problemi. Allora Alessia, avete giocato una partita giovedì scorso, ovviamente l'avete giocata a Licata contro una squadra, l'Aquidotto Licata, che è conosciuta, si In sa casa. che hanno sempre fatto attività sin da bambine e per tantissime stagioni, soprattutto la prima squadra che quest'anno non sta giocando, non sta facendo campionati, è stata in Serie A per tantissimi anni, quindi una sorta di blasone che condiziona anche tutto il settore giovanile in positivo. Avete giocato questa partita, non avete vinto perché l'avversario era
erano decisamente più forti, però vi siete divertite affrontando queste ragazze, queste pari età, anche perché ricordiamo che voi vi siete schierati con un Under 19, ma per completare l'organico c'erano anche tante ragazzine dell'Under 15. Parlaci un po' di questa esperienza delle tue compagne. Sì, allora noi comunque, come ha detto Loredana, siamo partite che eravamo in 3 l'anno scorso, e le differenze tra l'anno scorso e quest'anno si nota molto. L'anno scorso i risultati erano davvero molto bassi, non riuscivamo nemmeno a fermare le ragazze. Quest'anno invece siamo più aggressive, siamo più competitive perché vogliamo conquistarci la vittoria. Le mie compagne comunque sono molto più grintose rispetto all'anno scorso sicuramente. Chi è la più agguerrita? Sua figlia, Irina. Ricordiamo i nomi. Io credo di aver ricevuto una mail qualche giorno fa di Irina, Sì, dove ci sono un po' i nomi di tutte le ragazze, che ho voglia proprio di leggerle, proprio per rendere partecipi anche a chi ci ascolta da casa, perché magari non tutti seguono la pallamano e non tutti hanno la fortuna di andare a seguire queste ragazze che vogliono emergere, vogliono ricavarsi il loro spazio per arrivare magari a 24 anni come il nostro Simone in Serie A. Magari. Abbiamo quindi Alessia Trupia, poi c'è Irina Contino che è il vice capitano, che ha segnato pure 8 rating in questa gara delicata. Mitidieri Federica, Roberta Trupia, Elena Costanzo, Flavia Gro, Lorena Contino che è qua con noi, Crizia Palermo, Alessandra Mitidieri, Alice Lucia, Giulia Calandra, Giada Frenna, Alice Costanzo e Maria Cristina Barone. Abbiamo dimenticato qualcuno prima che ci picchiano? No. Ci sono tutte. Sì. E allora, andiamo alla giovanissima invece, a Lorena Contino. Lorena, tu sei la più piccola, ma sei tra quelle più aggressive o buona Vero. buona come dal viso? No, diciamo. Normalmente quelli più piccoli sono i più peperini di tutti. Sì, è vero. Come sei? È la più aggressiva. Ah, ecco. Dipende, perché se le ragazze non riescono, conquistano palla, gli avversari non riescono a correre, mi metto un po' più grinta e ci vado, ma poi non è che le fermo. Com'è questo sport per te? Ti piace da morire o è stata solo curiosità perché vedevi i maschi giocare? No, mi piace, ma da piccola già guardavo le partite di mio fratello. Ah, ecco. Giocano a 2, Andrea. Sì. Come va questo campionato di A2? Domenica abbiamo vinto, c'è stata una sabato. vittoria, sabato è stata una vittoria contro il Giovinetto Marsala. Sì. C'è stata una nota di polemica, scusami un attimino, con il Giovinetto Marsala perché a Licata aspettavano l'Under 19 con la Licada. È stata un po' di polemica perché alla fine non si sono presentati, è stato abbastanza più il dispiacere per non aver giocato che non un'arrabbiatura vera e propria per il fatto di non essere nemmeno stati avvisati. Ecco, queste cose fanno un po' male allo sport, ci tenevo a precisarle, me lo hai ricordato fortunatamente tu. È chiaro che va la solidarietà a chi si è presentato in campo, quindi tutti i ragazzi della Licata, la terna arbitrale che era lì pronto per questa partita. A questi livelli, a 18 anni, se non si dà un buon esempio, si rischia che poi non si riesce a far crescere bene questi ragazzi. No, Loredana. Sì, è stata una partita molto combattuta con Marsala e i ragazzi hanno sofferto tanto, però ci siamo riusciti. Eravamo 1-1, uno sopra, uno sotto, però i ragazzi speriamo che riescano a vincere perché, come bene lo sai, hanno perso 3 partite di seguito, è stato un po' doloroso per noi, per noi anche tifosi. No, perché ricordiamo che tutte le volte che vengo allo Sport Village a guardare una partita della Serie 2 noto come quasi tutto il settore giovanile siete lì a tifare, quindi vuol dire che queste ragazze crescono guardando i giocatori di Serie A. Lei è cresciuta così, a me piace tantissimo perché nel mio paese è sport nazionale, come bene lo sai, e io a casa guardo sempre le partite. Lei è cresciuta così con me, accanto a me a guardare le partite, poi ha visto suo fratello e il suo obiettivo è andare alle nazionali. A proposito dei nazionali, facciamo un passo indietro, torniamo al basket. Mi ricordavano gli amici della Fortitudo che lunedì e martedì, e quindi oggi e domani, è iniziato il raduno della nazionale maggiore.
del commissario tecnico Meo Sacchetti, ci sono 2 giocatori della Fortitudo Moncada, il play Zugno e il pivot Guariglia. Sono a Cremona per questi 2 giorni di nazionale. Simone, quanto fa bene alla squadra avere 2 propri compagni in nazionale maggiore? No, molto, loro se lo sono meritati, sono 2 ragazzi giovani, molto più giovani di me, purtroppo. No, però se lo merito perché stiamo crescendo molto come squadra e di conseguenza a livello individuale tutti quanti stiamo cercando di fare qualcosina in più per raggiungere il prima possibile gli obiettivi prefissati all'inizio, quindi è un giusto premio al loro impegno. Andiamo a leggere i risultati e le classifiche del calcio. Prego la regia di introdurre le tabelle che abbiamo preparato. Nel calcio, nella Serie C, si giocava la 18ª giornata, ecco la tabella anche per chi ci guarda da casa. Cosenza Francavilla 4-1, Racing Fondi Akragas 3-0, Monopoli Trapani 0-0, Siracusa Juve Stabia 0-0, Fidelissandria Rende 3-1, Paganese Lecce 1-1, Casertana Bisceglie 0-1, Catania Matera 1-1, Regina Sicula Leonzio 0-3, ha riposato il Catanzaro. Per una classifica che vede quasi invariate le postazioni al vertice, perché hanno pareggiato sia Lecce che Catania e Trapani. Lecce che rimane al primo posto con 38 punti, Trapani e Catania a ruota quota 35, Siracusa 30, Virtus Francavilla Rende 25 punti, Matera Catanzaro 24 punti, Matera ricordiamo 2 punti di penalizzazione, Bisceglie, Monopoli 23, Juve Stabia 22, Cosenza 20, Sicula Leonzio, Fondi, Regina 18 punti, Casertana, Fidelissandria, Paganese 15, Andria meno 1 punto di penalizzazione, in fondo alla classifica con un po' di amarezza l'Akragas a quota 9 e 3 punti di penalizzazione. Siamo ancora in quota play-out. Totò, fa amarezza. Sono solo 6 punti e se avessimo avuto pure gli altri 3 punti conquistati sul campo sarebbero 12, quindi per dire che è una squadra che tutto sommato se la può giocare, se le vicende non porteranno ad una maggiore depauperamento dell'aspetto tecnico della squadra con qualche cessione dolorosa ulteriore. Beh, Per cui dico, questo non lo sappiamo, aspettiamo perché penso che in questa settimana qualcosa dovrà accadere sia per un fatto di scadenzario fiscale e per quant'altro, quindi ci sarà o una svolta societaria oppure si proseguirà con quello che c'è e poi vedremo. Da un punto di vista tecnico dico, se rimane così la squadra, penso che si possano arrivare non dico a sperare una salvezza miracolosa, però sicuramente se i ragazzi tengono duro, se dico non ci saranno ulteriori appunto defezioni poi in corso d'opera, penso che questa squadra in play-out e chissà, come diceva giustamente poco fa l'amico di Fonti, poi non possa accadere ancora una volta il miracolo di salvarsi. Certo, come dicevamo, ci sarà la beffa di andare a giocare play-out a Siracusa e speriamo che almeno per una volta i tifosi magari in quell'occasione si mobilitano in massa, però tutto dipenderà da quello che accadrà a giorni. A meno che non avvenga un miracolo, e i miracoli si sa, siamo sotto calcio, Natale, magari speriamo che un colpo di scena finale, perché dico, le notizie che rimbalzano non sono per nulla positive, diciamo. Sembra che le trattative in corso si siano arenate o si siano dissolte, per cui bisogna vedere ora Alessi, perché non scordiamoci il comunicato di Giavarini. Volevo fare riferimento a questo come unica novità rispetto alla settimana scorsa, ed era proprio il comunicato di sabato in cui vi leggo testualmente solo le prime righe. Giavarini, azionista di maggioranza, diceva che venerdì 8 dicembre aveva dato mandato al proprio avvocato di comunicare con una lettera alla società Akragas la decisione di recessione irrevocabile e immediata delle proprie quote di maggioranza. Questa decisione conferma la volontà ribadita più volte nel corso dell'anno di cedere le proprie quote a costo zero, rinunciando anche ai crediti per il bene dell'Akragas e a chiunque potesse dare continuità e aiutare economicamente il club. È chiaro che c'è un macigno che pende sulla testa di chiunque voglia entrare nell'Akragas, perché entro il giorno 16 dicembre c'è da pagare gli stipendi ai giocatori, ma soprattutto, tornando al discorso stadio, è chiaro che una salvezza passa anche attraverso il ritorno della squadra a giocare nel proprio stadio, perché parliamoci chiaro, i giocatori sono stanchi di andare settimanalmente in trasferta, anche quando giocano in casa.
Detto questo, pubblicità e poi riprendiamo con i risultati e classifiche della pallacanestro. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. 11ª giornata nel torneo di Serie 2 Ovest di pallacanestro. Andiamo a leggere i risultati e la classifica. Casale Latina 83-89, Napoli Rieti 77-78, Reggio Calabria Siena 70-75, Trapani Agrigento 87-77, Roma Treviglio 86-67, Biella Tortona 75-76, Cagliari Eurobasket Roma 63-57, Legnano Scafati si giocherà il 3 di gennaio. Classifica che vede Casale sempre in testa con 20 punti, Biella a quota 16, Trapani 14, poi addirittura 6 squadre a quota 12 punti, Agrigento, Scafati, Latina, Tortona, Legnano e Cagliari, Siena a quota 10, Reggio Calabria, Eurobasket Roma, Treviglio, Rieti 8 punti, Roma 6, Napoli 4. 4 vittorie in trasferta, 3 vittorie per le squadre che giocavano in casa e una classifica che vede adesso, caro Simone, Agrigento aggaggiata da altre 5 squadre. Adesso siete in 6 al quarto posto a quota 12 punti. Che classifica è? E soprattutto chiedo anche a te, come ho fatto con i tuoi ex compagni, con gli altri 2 compagni che ti hanno preceduto, se questa è la classifica che vi aspettavate a inizio stagione. Ma questa è soprattutto una classifica molto positiva, anche perché le squadre che ci hanno agganciato abbiamo tutti quanti gli scontri diretti a favore, a parte con Scafati e Trapani che è sopra noi dopo la sconfitta di ieri, e domenica viene Legnano qui ad Agrigento, quindi un altro scontro diretto. Una classifica che nessuno si aspettava, ma noi eravamo consapevoli che con il lavoro duro, avendo una squadra molto giovane, ma non per questo da ultimi posti in classifica, di fare il meglio possibile. Adesso con una vittoria a Trapani, adesso stiamo parlando di un'altra classifica e altri obiettivi. Adesso dobbiamo ritornare coi piedi per terra dopo 2 vittorie consecutive importanti e guardare a Legnano come uno scontro diretto, perché vincendo anche con Legnano ti metteresti dietro 4-5 squadre, che non è una cosa da poco a questo punto del campionato. I risultati dell'11ª giornata dicono che le prime 2 della classe perdono in casa. Casale con Latina, Biella con Tortona. Biella tra l'altro che è una sorta di bestia nera per Agrigento, perché nelle ultime 7 gare ha vinto 5 volte. Ti aspettavi queste sconfitte e secondo te qual è il messaggio da prendere da queste 2 sconfitte, delle prime 2? Io penso che questo sia un campionato molto equilibrato, tutti possono vincere contro tutti, noi anche a Casale per poco non vincevamo, quindi questo è un campionato molto equilibrato dove alla fine a me la squadra che sarà più continua nel corso della stagione arriverà più lontano, perché sono molti strappi, c'è Biella che vince 6 partite poi ne perde una in casa che nessuno si aspetta, quindi sono molte cose che devono agganciarsi nel corso di una stagione molto lunga e molto equilibrata, quindi l'importante per noi è essere lì agganciati sempre nei primi 8 posti che sono i playoff. Adesso siamo quarti, quindi per adesso possiamo essere soddisfatti, ma sicuro non ci accontentiamo. A che punto siete, secondo te, delle percentuali sul potenziale della vostra squadra, detto della mancanza di Rotondo, che non è proprio, non sta passando proprio inosservata perché dovete un pochettino arrangiarvi? A che punto siete?
No, una mancanza di Paolo si fa sentire e che tutti quanti con la forza del gruppo, della società, facciamo di tutto per nasconderla, perché alla fine ha fatto 6 vittorie e 5 sconfitte, quindi sei sempre in positivo senza giocare con Paolo, che è un giocatore per noi importante. Io penso che siamo intorno al 50-60% del potenziale di questa squadra, perché ci sono ancora molti ragazzi che devono ancora capire veramente le loro potenzialità. E soprattutto una squadra giovane è molto difficile che all'inizio di un campionato sia molto costante, perché abbiamo perso partite che potevamo vincere prendendo strappi in un minuto e mezzo di 12-13-0, che poi fuori casa non riesci a recuperare. È tanta roba, è chiaro. Non riesci, e quindi con un pochino più di continuità e di consapevolezza secondo me si può sempre far meglio. Poi, come dico sempre, se le squadre di fronte a noi alla fine del campionato ci sono avanti, vuol dire che sono stati più bravi loro. Si giocava anche nella Serie C femminile di pallavolo, la SEAP Maccalube Aragona ha giocato in trasferta sul campo dell'ultima della classe, il DS Club Leoni di Palermo, e c'è il servizio, prego la regia di mandarlo. Hai fatto tantissimi punti in questa partita ed è inevitabile che è saltata all'occhio la tua prestazione. Grazie. Sei contenta e comunque al di là della sconfitta, secondo te potevate fare qualcosina di più? Allora, sicuramente eravamo arrivate oggi, diciamo, un po' preparate, non sono sicuramente queste le partite che dobbiamo vincere, però siamo entrate in campo convinte che sarebbe stato comunque un buon allenamento, perché comunque le ragazze dell'Aragona sono sicuramente delle validissime avversarie, lo dimostrano anche i numeri. Certo, noi siamo più piccole, io ho compagne che stanno cominciando adesso a giocare in una Serie C, però a parte i miei tanti punti, sinceramente oggi mi è anche piaciuto vedere come in determinati momenti fossero anche altre compagne molto più giovani di me le protagoniste in campo. Ragazze che comunque all'inizio dell'anno non giocavano così, quindi sicuramente vedo anche dei progressi nelle compagne. Lo prendiamo come un buon allenamento per le partite successive, che sicuramente dovrebbero adesso sembrarci magari un po' più semplici. Abbiamo bisogno di acquisire più fiducia in noi stesse, e sicuramente oggi il fatto che abbiamo giocato un bellissimo secondo set, forse qualcosa è scattata in noi, lo spero comunque. Allora Francesca, 3-0 sul DS Leoni, una partita che comunque dopo il primo set sembrava veramente in discesa, poi c'è stato il ritorno della formazione palermitana. Le avversarie sono tutte ragazze giovanissime, e quindi complimenti al DS Leoni, perché stanno crescendo delle ragazzine in maniera stupenda, e quindi complimenti a loro. Io della mia squadra sono contenta sicuramente. Diciamo che magari dobbiamo togliere alcuni momenti. Stasera è stato solamente un pezzettino a metà del secondo set che si è prolungato un po' troppo, però stiamo crescendo. Stasera hanno giocato pure ragazze che hanno giocato meno in campionato, specialmente Alessandra e Mary, che sono due giovani cresciute nella pallavolo Aragona, e quindi sono sicuramente soddisfatta. Allora, io penso che noi abbiamo tutte le possibilità di vincere questo campionato, lavorando serenamente e facendo degli accorgimenti, piccoli accorgimenti, ma sono tutte ragazze molto forti, e quindi penso che problemi non ce ne saranno. Facile successo della SEAP Aragona sul campo del DS Leoni Palermo. La giovanissima squadra palermitana, allenata da Linde Troiano, non riesce ad arginare la forza delle più esperte avversarie, nonostante un buonissimo secondo set in cui hanno lottato punto su punto con le Agrigentine fino al definitivo 23-25. Gli altri due set, il primo ed il terzo, sono stati senza storia, con la SEAP Aragona che è riuscita ad aggiudicarseli agevolmente. Ma andiamo con ordine. Nel primo set Gotte e compagne partono fortissimi, guadagnando un vantaggio consistente sulle avversarie, che vanno sotto prima 1-9 grazie anche ai positivi turni di battuta di Carina Gotte e di Pamela Salamone, poi sul 5-18. Cusumano e Cianflone dal centro passano con grandissima facilità, così come l'Argentina Carina Gotte riesce ad andare a punti
anche con i suoi consueti secondi tocchi. Primo set quindi si conclude 12-25. Nel secondo parziale, quello decisivo, essendo stato anche il più combattuto della gara, da una parte Bonura, Azzolini e Rizzo, dall'altra Dos Nascimento, Baleva e Scalia, con i loro rispettivi attacchi riescono a mantenere la gara in un sostanziale equilibrio fino al 22 pari. Poi, dopo un paio di spettacolari ed avvincenti scambi ed alcuni salvataggi davvero strepitosi delle palermitane, che non si arrendono nemmeno su Siana Baleva, che schiacciava a colpo sicuro, si avvicinano sul 23-24 grazie a una prodezza di Roberta Azzolini. Sulla battuta successiva del DS Leoni e il muro fuori sull'ennesimo attacco di Baleva a chiudere il set e forse anche il match. Nel terzo e conclusivo set si ripete il leitmotiv del primo parziale con la Sea Paragona che si impone per 25-14. In campo spazio anche per Speranza Maiello, Cristiana Messina e Alessandra Lodico, che daranno il loro contributo fino in fondo. Al termine della gara abbiamo sentito Cristina Rizzo, schiacciatrice del DS Leoni Palermo, e l'allenatrice della Sea Paragona, Francesca Scollo. Ovviamente l'abbiamo sentite prima, Rizzo e Scollo, di questo ci scusiamo con i nostri telespettatori, ma sperando che insomma si sia capito tutto. Allora, si giocava la settima giornata nel torneo di Serie C, ovviamente c'è la vittoria della Sea Paragona 3-0 sul DS Leoni. Nelle altre gare Altofonte Lanza Trabia 3-0, Snai Capaci Nativolley Canicattì 3-2, Terrasini US Volley 3-0, Sant'Agata Nigitor 3-1, riposava Mauro Sport. Classifica che vede la formazione di mister Nino Di Giacomo saldamente al primo posto con 18 punti, Terrasini 17, Sant'Agata 16, Natei Volley Canicattì 12 punti, Nigitor 10, Mauro Sport 8, Lanza Trabia 7, US Volley Altofonte 6, Snai Capaci 5, DS Leoni 0 punti. Andiamo anche ai risultati e classifiche della pallamano di Serie A2. Cus Palermo si giocava la 10ª giornata, Cus Palermo Enna 28-29, Messina Chelona 29-34, Girgenti il Giovinetto Marsala 31-30, Mascalucia Team Alcamo 39-34. Vediamo se c'è anche la classifica, andiamo a leggerla insieme a voi. Dovrebbe esserci il Chelona sempre saldamente al comando, il Mascalucia e Chelona a pari punti, 17 a testa, Enna 15 punti, un po' staccata la pallamano Girgenti a quota 10, Team Alcamo, il Giovinetto Marsala, Cus Palermo a 6 punti, Messina a quota 3. Loredana, allora esaminiamo per un attimo il campionato della pallamano Girgenti dei maschi. Che campionato è quello dei maschietti che stanno dando grandi soddisfazioni? Perché ricordiamo sono tutti giovanissimi che provengono dal settore giovanile, non ci sono ragazzi di fuori. No, ci sono ragazzi penso che il più piccolo ha 14 anni e il più grande avrà 30 anni, ma non penso. Sì, c'è, come si chiama? Vabbè, c'è Michele Di Gloria, Gloria che è fuori quota, quindi non lo contiamo, se no abbassa la media. Quindi non lo Adesso consideriamo Michele. I ragazzini che hanno 19, 20, 23 anni massimo. No, è un campionato secondo me un po' duro, perché ben sappiamo siamo una A2 e abbiamo giocato per anni in Serie B, però penso che quest'anno faremo una bella figura, va.
E da Sprono, Alessia, vedere i maschietti giocare per fare sempre meglio, li guardate, cercate di rubare qualche segreto e poi magari in partita anche voi fate lo stesso. Sì, certo, ci proviamo. Le partite sono davvero belle, comunque fare il tifo per ragazzi comunque che conosciamo è bello. È piacevole. Sì. Quali sono le squadre che affronterete in questo campionato? Loredana parlava, sono 4 le squadre dell'Under 19. Under 19 sono... abbiamo il Siracusa, il Licata e poi un'altra squadra, il Licata, l'Under 17. Mentre per l'Under 15? Sono 7 squadre, 7-8 squadre mi pare. Se non me li ricordo ora, però... Sembra a carattere regionale, immagino, perché in provincia c'è solo domenica Agrigento e Licata. siamo a Troina con loro, che abbiamo 2 partite, perché facciamo un torneo, ma loro sono un pochettino più avanti rispetto agli altri, quelli di Under 15, perché Lorena e altri ragazzini hanno già giocato l'anno scorso con Under 18, hanno più esperienza, diciamo, con... Poi, prima partita che abbiamo avuto con Licata Under 15 l'abbiamo vinta, per noi è stata una grande soddisfazione e speriamo bene, dai. E vuol dire che queste crescono bene, crescono più a Ma speriamo, perché con Lilo questa abbiamo voluto fare una squadra giovanile per farle crescere. Arrivare, sì, e speriamo con questa torneo che fa Lilo con Scuola in Campo che riusciamo a coinvolgere più ragazze che vengono a giocare con noi, perché è un bellissimo sport. E l'abbiamo nominato, ce l'abbiamo in questa intervista, Lillo Gelo. Prego la regia di mandare l'intervista a Lillo Gelo proprio in questa manifestazione. Secondo appuntamento con la Scuola in Campo, siamo al Palaforum, Lillo Gelo, presentaci questa bellissima manifestazione. Questo è il secondo anno che organizziamo questo torneo con le scuole medie e in pratica partecipano 4 istituti comprensivi che sono Zarrita Levi Montalcini, Fontanelle, Seneto e Anna Franco. In pratica la particolarità di questo torneo è che si incontrano le prime con le prime, le seconde con le seconde e le terze con le terze, sia maschile che femminile. Quindi oggi al Palaforum abbiamo portato 350 ragazzi e ragazze a giocarsi, diciamo, questo torneo. Io ringrazio i professori, i dirigenti scolastici delle scuole che hanno partecipato e hanno sposato questo progetto. La pallamano cresce, Lillo? Ci proviamo a farla crescere grazie a questa struttura del Palaforum che ci ospita e grazie veramente a tutti per la collaborazione che danno. Si è giocato anche il torneo di Serie C1 di calcio a 5, questi risultati, non c'è la tabella, ve li recito io: Monreale Enna 5-5, Bagheria Leonforte 5-1, Gear Piazza Armerina Agragas Futsal. Questo è il match che ci riguarda, perché la formazione agrigentina ha perso per 4-3 e quindi in classifica adesso gli agrigentini sono al terzo posto, distanziati di 3 punti dal Bagheria a quota 27 e dalla capolista Mabonat a 30 punti. Mabonat che ha battuto Marsala 6-1, Palermo Futsal Alcamo 6-2, Villaurea Cus Palermo 0-5, riposava Palermo C5. Come dicevo, Mabonat quota 30 punti, Bagheria 27, Agragas Futsal 24, Cus Palermo 22, via via tutte le altre squadre. Nell'eccellenza calcio maschile, campionato d'eccellenza, vincono quasi tutte le agrigentine. Profavara Monreale 2-1, Caccamo Camarat 3-1, quasi tutte perché il Camarat ha perso, Canicattì Atletico Campofranco 3-1, Licata Castelbuono 5-0. Questi risultati che riguardano solo le squadre agrigentine. In classifica c'è di Agrigentino solo il Licata a 29 punti, in una classifica che vede Marsala e Dattelo al primo posto con 30 punti. La formazione giallo-blu un punto indietro e 2 lunghezze ancora più dietro il Mazzara a quota 27. Nel campionato di promozione, Atletico Ribera Libertas Racalmuto 1-2, Casteltermini Gattopardo 0-0, Ravanusa Serra di Falco 1-0, giocata sabato. Partinico Dacia a quota 10, Salemir e Castellammare a 32, le agrigentine sono un po' attardate. C'è stato un derby anche in prima categoria, quello giocato a San Giovanni Gemini tra il Gemini e l'Empedoclina. Match terminato 1-1 dopo il vantaggio di testa di Granone al 51esimo, in pieno recupero il pareggio di Russotto. E con questo abbiamo terminato quelle che sono state le principali notizie riguardanti il fine settimana dello sport agrigentino. Facciamo un ultimo giro di interventi con i nostri ospiti prima dei saluti finali. Simone Pepe, prossimo match, magari invitiamo i tifosi
credo che si giocherà al Palamoncada. Contro chi giocate? Come ho detto prima, contro Legnano, uno sconto diretto, ma penso non ci sia bisogno di invitarli, che sono sempre molto numerosi. Quindi li aspettiamo al palazzetto, perché è una partita per noi fondamentale, anche per passare un bel Natale, diciamo. Prossimo impegno di Pallamano Girgenti di Serie A, e poi ci presenti i prossimi impegni delle due rappresentative. Loredana. La Serie A2 maschile giocano sabato alle 6 con Alcamo, e poi domenica abbiamo la partita con Under 15 a Troina, ci saranno 2 partite, e lunedì Under 19 a Siracusa. Quindi in entrambi i casi si giocherà in trasferta. Sì. Per vederle all'opera queste ragazze, Mi impegnerò quando se ne parla? Settimana prossima? Fra 15 giorni? No. Noi Under 19 se ne parla a gennaio. Ah, ecco, quindi sarà sospensione Sì, per sì, Under sì, 19, sì. mentre loro le Under 15? Pure. Quindi se ne parla a gennaio. Quindi c'è Sì. questo impegno a Troina e Siracusa, e poi dopo le feste. Sì, sì, sicuramente. Lorena, a chi vogliamo salutare? Perché se non saluti qualcuno... Ah! È perché dietro tutto questo c'è il papà che ci sostiene. Vogliamo dire il nome di papà? Così... Mario. Mario Contino, lo saluto pure io perché è simpaticissimo e spesso ci fa i complimenti, quindi per quello lo ringraziamo. Alessia, chi vogliamo salutare? Mia sorella, che è anche una giocatrice, non lo so. E le ragazze? E Sì, tutte le le ragazze, ragazze, dai. certo. Grazie per aver partecipato anche a voi. Totò, l'Agragas riposa, che sia l'occasione per recuperare qualche infortunato, perché l'infermeria è strapiena. Adesso abbiamo avuto pure questa notizia di Danese che la spalla gli era uscita. Caro dottore, tu sei un medico. Speriamo che gli rientra trattato presto. niente di grave. Almeno tralasciando l'aspetto societario, che cosa ti aspetti dalla squadra? Ma dico, dopo sta io pausa? un appello ai ragazzi a continuare così come hanno fatto fino ad adesso, nonostante qualche risultato c'è stato contro, diciamo, e magari qualche risultato anche bugiardo, con un po' più di cinismo, qualche risultato anche questa dei fondi, se si riusciva ad esempio a segnare, perché quando, come diceva il cronista, sei fuori casa e l'occasione arriva tu per tu, devi segnare. Purtroppo lì la bravura del portiere è relativa, perché quando si arriva tu per tu bisogna segnare. Però la giovane età, l'inesperienza a volte causa queste cose, mentre a parte avvertite magari Corvia sicuramente, anche se ha fallito altri gol, non avrebbe sbagliato quell'occasione. Dico, continuare così in attesa dei tempi migliori, che il Natale, che negli altri 2 anni è stato triste, per esempio per la serie dei comunicati che si accavallavano durante le feste natalizie. Questo Natale, nonostante le previsioni siano catastrofiche, invece poi alla fine esca il coniglio dal cilindro e si possa salvare il salvabile. Speriamo. I tifosi per natura siamo passionali e ottimistici, anche se stavolta è dura veramente. Mi ricordo qualche mese fa quando abbiamo brindato per l'iscrizione alla società. Ecco, mi ricordo anch'io. E pensavamo che la gara dei fondi fosse stata una passeggiata rispetto a quello che abbiamo sofferto poi nell'iscrizione, invece non sapevamo, perché nella vita vero, il futuro è sempre foriero di sventure, il presente non ne parliamo e bisogna ancorarsi e rifugiarsi nel passato. Tutto sommato questi 2 anni, al di là di quelle delle chiacchiere che si sono fatte sulla dirigenza e cose, ci hanno riservato anche splendidi ricordi. Speriamo che non dover per anni e anni e anni ricordare le famose vittorie a Catania o in casa, partite indimenticabili, che chi ha avuto la fortuna di poterle vivere, e tu come cronista le hai commentate, sicuramente dico, l'augurio è proprio questo, che non si debba vivere dei ricordi, perché sono stati momenti indimenticabili, anche se, e qua una piccola nota dolente, mentre la Fortitudo ha un seguito, abbiamo visto 300 persone che seguono a Trapani, molta gente di Agrigento non ha capito il significato della Serie C. Possiamo dare tutte le colpe alla dirigenza e gliele diamo per quello che di fatto hanno magari sbagliato, però un piccolo mea culpa anche ai tifosi che in queste occasioni storiche non si sono riversati in massa all'Esseneto, perché mi pare al discorso del Palermo prima in classifica, e perché ce l'hanno con Zamparini, vanno 3-4 mila persone allo stadio con la squadra prima in classifica in Serie B. Il vero tifoso tifa per la maglia, tifa per la città,
chiunque sia il presidente, che sia ben voluto o mal voluto, il compito del tifoso è di essere agganciato alla squadra, di pallacanestro, di calcio, di pallamano, qualsiasi essa sia, non alle bizze del presidente, se no così non si va da nessuna parte e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Speriamo bene, Gerlando. Chiaro Salvatore, e grazie per questo pensiero. Allora ringraziamo Simone e Pepe, speriamo di vederci almeno un'altra volta prima della fine della stagione. Grazie a voi. Un abbraccio, anche un bacione per Lorena Contino, grazie per essere intervenute, Loredana ed Alessia. Grazie. Totò, grazie pure a te. Ringraziamo ovviamente Gerry Butera, Marco Michalizio e Piero Licausi in regia. Anch'io faccio un saluto, domani mio papà si opera, quindi caro papà, auguri e in bocca al lupo anche a te. Grazie a tutti per averci seguito, vi aspetto alla 15ª puntata. Ok.